un senso di attualità in quel momento. Infatti era una ballata di tipo western e allora proprio erano assolutamente improponibili. Invece io avevo inciso addirittura questa storia vera, peraltro, e l'ho mandata al clan per cercare un'assunzione. Ecco, se avevo letto che Adriano stava costituendo appunto questa nuova etichetta e l'ho mandato. Quando mi hanno mandato a chiamare, io mi portavo dietro più che un nomignolo, un soprannome, ecco, che mi era stato appioppato al paese, a Santa Croce sull'Arno, appunto. Si trattava di un nome composto ed era Agaton, che in precedenza era stato Agatonaldo, cioè con il mio nome legato in coda. Anche qui c'è una serie di aneddoti che potrebbero ricordare il perché, ma evitiamo, perché insomma se no ci facciamo veramente l'alba. A un certo punto è nata l'esigenza di creare questo nome. Sono arrivato con questo nome al seguito, Agaton, e Adriano ovviamente non gli piaceva granché, no. E allora, siccome in quel periodo andava di moda cambiarsi il nome, Little Tony, i suoi, mi voleva chiamare Cocco Bacillo. No, non ci credo. Sì, cioè, Cocco Bacillo no. Mi era stato destinato questo, ma per una motivazione che si può anche condividere, perché io la prima canzone, come dicevo, era una ballata tipo country western che si intitola La storia di Frankie Ballan, che è un mio carissimo amico che aveva avuto una disavventura con una ragazza, innamorato, erano fuggiti di casa, eccetera, e lì mi scattò l'idea di raccontarla in una canzone, e questa è la mia prima canzone, sempre e comunque una verità, una storia vera. Quando Adriano sentì questo brano disse: guarda, te dovrei chiamarti Cocco Bacillo, e io lì per lì disse: guarda, ma anche no, prendi una pistola, sparami, e così mi hai definitivamente sotterrato. Dico: no, non mi va bene. Ma perché? Perché guarda, ti starebbe bene perché tu canti lo stile western, quindi il Cocco starebbe per Cocco Bill, che era un personaggio di Jacovitti, un cowboy, eccetera. E Bacillo perché purtroppo io in quel periodo avevo una forma di raffreddore allergico e quindi starnutivo spesso. E quindi Cocco Bacillo del raffreddore. Cocco Bacillo no, per piacere, Cocco Bacillo no. E invece no, per fortuna si è arrivati a Don Bachi. Esatto, io dissi: guarda, è meglio un nome italiano, insomma, che sia un nome comune, magari chiamiamolo Daniele. Non so perché mi viene in mente questo nome. Ah, non è male, Daniele Bacillo. No, Daniele Bacillo. È stato un parto questo Don Bachi. Praticamente sì, vedi, questa è una di quelle riunioni in cui si decidevano queste cosa fare. Il clan, tu hai cose. nominato questo clan con Adriano Celentano, ma per noi che magari vorremmo qualche spiegazione in più, che cos'era? Era questo gruppo di musicisti? Qual era lo scopo del clan? Allora, intanto ti taglio velocemente il nome, dopo ti do la risposta. Dimmi, pensavo fosse... quindi Daniele Bacillo no, io amavo molto gli Everly Brothers, che erano due cantanti, due fratelli americani, dai quali hanno imparato tutti quelli che cantano a due voci, e uno di loro si chiamava Don Everly. Quindi io da Daniele l'avevano tagliato, chiamiamolo Dan Bacillo, Dan Baci. No, dico allora Don Bachi, scusa, Don, e mettiamoci anche un CKY, così lo americanizziamo un po', all'epoca esotico, poi andava. Così, esatto. E quindi nacque questo Don Bachi, un po' da Don Everly, un po' da Don Gibson, che era un altro cowboy. Un po' da Cocco Bacillo. No. E quindi Cocco Bacillo sparì definitivamente e nacque Don Bachi, appunto. Ecco, questa, come dicevamo, è una delle fotografie che dimostra come è il nostro modo di lavorare. Questo è il salone di Adriano a casa sua. Ecco, noi altri qui in questa occasione ascoltavamo dei dischi perché
allora si sceglievano delle canzoni anche inglesi, americane, eccetera, e quando ne trovavamo una che poteva adattarsi a qualcuno di noi, la sceglievamo per inciderla nei prossimi dischi. Tant'è vero che Adriano poi ha esordito con una canzone di Bacharach che era Sta lontana da me, e dopo successivamente con Stand By Me, che poi, al quale io feci il testo, Quindi Pregherò. tu hai scritto il testo di Pregherò, esatto. della famosissima canzone di Adriano Esatto. Celentano. E questo è il clan praticamente. Quali erano i membri del clan? Perché Guarda, qui c'è anche Michi del Prete, dico anche perché in fondo era cosiddetto il paroliere del clan. Quel signorino a quell'epoca con la chitarra è Ricky Gianco, questo signorone invece alla mia dietro di me, insomma, sì, è un po' corpulento, e invece Guido Crapanzano, detto Guidone allora anche per via della sua amore, il quale però insomma insieme a Ricky era di per sé molto bravo a cantare e a suonare la chitarra soprattutto, e è anche un buon autore, perché Ora sei rimasta sola, che poi Adriano mise sul retro di Stai lontana da me, sì, l'aveva scritta lui. Ricky Gianco, esatto. E quindi ecco, si lavorava così. Don Bachi e Adriano Celentano. Io lì però non vedo, so che c'è stata una piccola polemica poi, perché c'è stato un momento in cui anche Albano ha detto di aver fatto parte del clan. Io poi mi sono un po' documentata, ho cercato. Rompo dal cappello d'oro. E invece non è così, lui non ha mai fatto parte del clan. No, se vuoi ti racconto perché lui ritiene di aver fatto parte del clan. Dunque, io dopo qualche anno, ovviamente è accaduto intorno al 64-65, ho costituito una piccola rivista itinerante con tutti i cantanti, diciamo, che facevano parte della schiera delle etichette clan, perché il clan poi ha messo un'etichetta, si chiamava Ciao Ragazzi, poi Michi del Prete, quel signore che era laggiù di dietro, ha messo un'etichetta, si chiamava Fantasy, ma era sua, personale, eccetera, e radunavano alcuni artisti nei quali Michi del Prete o altre persone al di fuori del clan credevano e le facevano incidere dei dischi attraverso questa etichetta. Albano, io un giorno sono andato al clan e ho sentito una voce arrivare da uno studio, che il clan erano tanti uffici ovviamente, da uno studio, quello del maestro Pino Massara, arrivava una voce molto potente, esatto, sì. E ho detto, accidenti, chi è questo qui? Mi sono affacciato da Pino Massara, dico, Pino, chi è questo ragazzo? Stavo ascoltando un provino. Ah no, è un ragazzo che sto producendo, probabilmente gli faccio incidere un disco, eccetera. Dico, guarda, io sto andando da Dragone della Bona, che erano i nostri impresari, attenzione, gli impresari del clan, che trovavano i concerti per noi del clan, ma anche per tutti questi altri artisti che un po' ruotavano intorno alle varie etichette, eccetera. Dico, sto andando da Dragone della Bona perché stiamo varando la mia rivista, diciamo, che comprenderà tutti questi artisti del clan, cosiddetti, fra virgolette, e quindi questo ragazzo mi interessa, lo voglio, se vuole, magari, guarda, così debutta finalmente, canterà la sera con te, come no? Sono andato dai due impresari che erano, uno era un cerbero proprio, ma era buono d'animo, si chiamava Novello della Bona, e l'altro era un napoletano tipo Napoli inglese, sai, molto con una plomb elegante, perfettissimo, guarda, si chiamava Ugo Dragone. E questi due erano soci nella produzione spettacoli del clan Celentano. Ora sono entrato dentro e la prima cosa che ho detto, guardate, di là c'è un ragazzo che lo voglio, mettetelo nel libro paga perché da stasera questo ragazzo viene a cantare nella mia rivista. No, ma scherzi davvero, siamo fuori dal budget, adesso mannaggia come facciamo, ci rimettiamo i soldi. Erano due volponi, insomma. Guardate, a me non me ne frega niente, questo ragazzo stasera lo fate venire a cantare nel mio show. Gli date 15.000 lire, canta 3 canzoni, pensa un 5, po'. 5, 5, 5.000, 5.000 e 5.000, e lui prenderà 15.000 lire a sera. Mettetelo nel foglio paga perché
altrimenti stasera vi lascio col teatro pieno e noi non andiamo. Hanno brontolato un po', poi alla fine, ecco, Albano è cominciato così. E questa è stata la partecipazione di Albano? Questo è Albano nel clan. Al programma. Ora, a me, che lui dica di essere stato nel clan, mi va anche bene, perché tanto, per quanto io insomma ci tenga, perché quei 5 anni per me sono stati molto importanti. Il clan per me è stata una cosa, una scuola intanto anche artistica, perché io ho imparato in quel periodo là, per cui per me ha un senso e un valore essere stato nel clan. Esatto. Quando Adriano mi disse un giorno, visto e considerato che Albano adesso ha dichiarato che io, ultimamente peraltro, ha dichiarato che io nel clan non contavo niente, vabbè, può darsi. Però quando Adriano mi disse, e lo si potrebbe sempre andare a chiederlo a lui, lo prendiamo questo ragazzo nel clan? Io gli dissi di no, no. Perché il clan deve essere sempre 4 persone. Richigian e Guidone non ci sono più, sono stati mandati via da Adriano, ed erano subentrati Milena Cantù, la famosa ragazza del clan, e Gino Santercole, che era il nipote di Adriano, che lasciati i ribelli, lui era chitarrista nei ribelli, adesso diventava cantante ed è entrato a far parte del clan, quindi 4 ancora. Basta, il clan deve essere di 4 persone, tanto perché non contavo niente, Adriano ha detto, Don Baghi va bene, quindi ha fatto quello così. che dicevi tu. Ecco. Quindi questo mi ha dato particolarmente fastidio. L'altra cosa per la quale io già gli avevo risposto attraverso un giornale al quale lui aveva rilasciato un'intervista ancora dichiarando che quando facevamo le riunioni del clan, lui... appena Adriano si alzava da tavola, se stavamo mangiando, cenando, facendo altre cose, eccetera, quelli del clan